Buon di sabato pomeriggio, benvenuti a questa settima puntata del nostro contenitore musicale, ma non solo, tante rubriche, Iustarte Libri, Pittori a confronto, Sapore di cinema, l'oroscopo e chi più ne ha più ne metta. Prima di iniziare e entrare nel vivo del programma devo fare un saluto a un nostro caro amico che è stato con noi fino alla settimana scorsa, ma per motivi di lavoro importanti non può essere con noi, Gianni Marsili. Lo salutiamo e lo ringraziamo per essere stato con noi nelle puntate precedenti e lo aspettiamo come quando vuole a braccia aperta. E adesso possiamo andare subito con la sigla del contest Io canto per... Eccoci, sono seduta a questa scrivania, ma con me ho due cari amici che sono venuti a trovarmi, un po' in ritardo. E siccome noi siamo in diretta, esatto. E questa è proprio la prova provata, siamo tutti un po' affannati. Ma dove vi eravate persi? Dove per le scale? No, per strada. Daniele Blando, un grande attore, un caro amico. Grazie. E Pietro Vanessi, ribattezzato per me Piero, un vignettista di fama internazionale, ma di fame mondiale. Sempre affamato. Questa è bella, eh? Comunque la sei preparata. Sono preparata. Te la sei preparata da mesi, secondo me. E avete sentito questa musica che arriva dall'alto, da dietro, da tutte le parti. È con noi il nostro Alex Parravano. Sapete che Alex ha un nome particolare e dice che difficilmente la gente riesce a pronunciare bene il suo nome. Alex? Lo vedi? Lo vedi? Allora io sto facendo un giochino. Sì. Tutti quelli che arrivano devono dire così come Dazio devono pagare. E devono dire Alex, guarda lui, guarda, Parravano. Alex Parravano. Ma guarda quando è bravo, come è bravo. Alex Parrevero. No! Parravano, bravi, dai. Bravo! E ne abbiamo aggiunti altri due. Thank you. Ah, chi vince? Cosa si vince? Qua non lo so, devo ancora capire, perché okay, con tutti questi cambiamenti ho qualche... cioè, anch'io vado un po' in tilt, però io vi avevo spiegato, perché siete arrivati in ritardo, non ho avuto nemmeno il tempo poi di parlare fino in fondo. Noi abbiamo un contest che parte nella prima parte, nell'ultima parte, quindi voi sarete con noi, noi siamo anche a casa, loro saranno con noi per un'ora circa, e in cui ascolteremo giovani talenti, alcuni già chiaramente con una struttura anche proprio discografici, esatto, professionale, altri invece alle prime armi, quindi per qualcuno sarà una sorta di battesimo e insomma per altri invece un'ennesima vetrina. Una conferma. Esatto, una conferma, una vetrina, un passaggio televisivo. Come abbiamo già spiegato nelle puntate precedenti, ma lo ridico, sono 80 cantanti, da 80 diventano 40, da 40 diventano 20, da 20 diventano 12, poi 6, poi 3 e poi rimarrà uno solo, e il ragazzo che rimarrà, la ragazza che rimarrà Ne rimarrà solo uno. avrà un contratto discografico. Beh sì, certo, anche se piccolo, insomma, ci adeguiamo alla nostra situazione di questi tempi, però più, ripeto, una vetrina per farsi conoscere. Certo. Io già li ho seguiti, io esatto. Ho seguito già la prima. Lui, devo dire la verità, che ha seguito sempre dopo la prima puntata, da. tutte le sere dopo ho finito il programma, io mi interfaccio con lui, mi dispiace per te. Mi dispiace, non so. Io faccio il candelabro, se volete. Partiamo con, chiamiamo la gara, ma anche se gara non è, però insomma bisogna partire, io mi risiedo perché io sto vicino a voi, insomma io seduta. Allora con il codice 01 vi ricordo che da casa potete votare solo ed esclusivamente dopo che si sono esibiti tutti e quattro i ragazzi. Vi daremo il telefono, ma potete solo mandare messaggi WhatsApp con il codice del ragazzo a cui intendete dare il voto. Allora andiamo con il codice 01, Ania che canta. Qui è tutta una cosa, è un mashup, non so se tu sai cos'è. Yes. Vedi, mashup, io pensavo che è il parrucchiere, no. No, anche perché... Dragostea Dintei e Wala Lova Lova. Il codice 01, Ania, vieni. Io canto per... Salve. Maya
sincero, iubiri a me primeste fericita. Hello, hello, Sentiero Picasso, ti-am dat di ce sinfonia destinity de nemic. Vrei să vrei să numai nu e chi potau si dragostea din te, mai mister de ochii tăi. Baby, I'm not fooling. When did I send you back to schooling? Way down inside, I wanna give it up. I wanna give her my love. I wanna give her my love. Wanna hurt her love, love. I wanna hurt her love, love. I wanna hurt her love, love. When I need your back down there, hey, oh, wanna hurt a little love. Con il codice 01. Grazie, ti puoi accomodare? Accomodati lì. Bene, noi diciamo ci asteniamo da qualsiasi giudizio perché c'è comunque una gara in corso. Con il codice 02, con la canzone I Know Where I've Been, Stefano Aieta, codice 02. Grazie. Io canto per There's a light in the darkness. Through the night, it's black as my skin. There's a light burning bright, showing me the way. But I know there's a cry in the distance. It's a voice that's come from deep within. There's a cry asking why. I pray the answers up ahead. But I know I've been. There's a road we must travel. There's so many on the way. Oh, the riches will be plenty. For the price we have to pay. There's a dream in the future. There's a struggle that we have yet to win. And there's pride in our hearts, 'cause I know where I'm going. Yes, I do.
I know we've been. There's a road we must travel. There is a promise that we must make. Oh, but the riches will be plenty. What the risk and the chance that we take. Dream now in the future. Those are struggles that we have yet to wear. And there's pride in our heart to lift us up until tomorrow. 'Cause our just to sit still will be all we see. Lord, no, Lord, I know we've been. Codice 02, Stefano Aieta. E adesso con il codice 03, I Surrender, Flavia Renzi. Io canto per There's so much life I'd like to live, and this fire's burning still. When I watch you look at me, I think I could find a will to stand for every dream and forsake the solid ground and give up this fear within about what happened if the air renewed. I'm in love with you, 'cause I'm surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We'll make it through 1,000 dreams. I still believe I'll make you give and more to me. My hold you in my arms and never let go.
Sì, dal microfono ti puoi accomodare, grazie. Voi ci siete, sì? Sì, ci siamo. Vi ho talmente terrorizzati a non parlare. No, mi sto godendo lo spettacolo e poi sono tutti diversi, sono molto bravi. È bello, comunque. poi lo scopo è in qualche modo è anche quello. E allora andiamo con Quest'estate si va via con il codice 04 Mivola. Io canto per Vedi che il giorno non arriva se ripensi a quelle vecchie storie, ma non perdi con me che scappiamo da qui o sotto la pioggia ne andiamo a Forlì. Ma quando va via questa giornata di pioggia la mia fantasia, il sole che bacia la pelle con la nostalgia delle tue labbra che sfiorano me, non guardiamo indietro se non c'è un perché. Quest'estate si va via, il sole che tramonta la mattina, la voglia che pian piano si avvicina, di restare in piedi qui fino alle 3, la mattina dopo poi che giorno è. Quest'estate si va via, la luna che ci illumina la via, l'aria della notte che respira, sciolgo i capelli e poi balla con me, la notte più lunga per stare con te. Senti l'aria che trascina i movimenti, ti guardi più la testa, mi rallenti, mi perdi o resti per sempre qui sotto le stelle con me. Ma quando va via questa giornata di pioggia la mia fantasia, il sole che bacia la pelle con la nostalgia delle tue labbra che sfiorano me, non guardiamo indietro se non c'è un perché, c'è un perché. Quest'estate si va via, il sole che tramonta la mattina, la voglia che pian piano si avvicina, di restare in piedi qui fino alle 3, la mattina dopo poi che giorno è. Quest'estate si va via, la luna che ci illumina la via, l'aria della notte che respira, sciolgo i capelli e poi balla con me, la notte più lunga per stare con te. Guardami negli occhi, che poi vedo le stelle, mi scioglierai la pelle, mi parli e non si sente. Quest'estate si va via, il sole che tramonta la mattina, la voglia che pian piano si avvicina, di restare in piedi qui fino alle 3, la mattina dopo poi che giorno è. Quest'estate si va via, la luna che ci illumina la via, l'aria della notte che respira, sciolgo i capelli e poi balla con me, la notte più lunga per stare con te. Quest'estate si va via, si va via. Mivola, codice 04, ti puoi accomodare e adesso io vi do il numero su cui potete assolutamente e dovete votare tanti, ogni settimana cresciamo. Vediamo un po' oggi dove arriviamo col 342 6275 717. Mi raccomando, solo messaggi WhatsApp dovete scrivere solo il codice, a noi basta quello. Avete circa 2 ore per votare, dopodiché ci vedremo nell'ultima parte con l'Oro 4 e con questi 2 mascalzoni che ho qui a destra per decretare il vincitore, che vincitore non è, come abbiamo già specificato tante volte. E devo dire che oggi in modo particolare ho notato, l'avrei voluto dire nella seconda vostra parte, però lo voglio dire subito perché io sono istintiva, non so tenermi le cose, che mentre cantavate tra di voi, soprattutto nell'ultima esibizione, vedevo dei visi proprio di chi sta bene, insomma, no? Sì. Di chi non soffre di invidia, di gelosia. Guarda che questa è una cosa santa, cioè avere questo
è grande, una bello. salvezza, è rara ed è una salvezza. Ho notato che tutti e tre nell'ultima fase, devo dire, tu stavi dietro prima, non lo so, però immagino, insomma questo mi fa molto piacere, vi voglio fare io un Ma tutti applauso. quanti, sono bravi. E soprattutto i complimenti che fai che sono giovanissimi tutti. quindi Esatto, sono tutti sono giovani. E tutti veramente- diversi, e tutti, tra l'altro. e tutti diversi. Tutti con una loro personalità. Ania forse è quello più grande. Sì, No? credo di Puoi sì, parlare, insomma. guarda, hai facoltà di parlare, sì. cioè- Però devi parlare col microfono. Hai Sì. paura anche Posso tu? parlare? Hai paura Sì, anche no, tu perché della nella televisione? prima fase io l'ho terrorizzati, nella prima fase si paura devono anche tu, votare, mi vero? raccomando, non dobbiamo dire cose, per cui poi magari nella seconda fase ci possiamo anche un po' in qualche modo aprire. Certo, Però certo. un minimo, da dove arrivi per esempio? Allora, no, io vengo da Roma e sì, sono il più grande, però devo dire che ci siamo trovati davvero tutti quanti bene, anche se siamo molto Generi diversi, ma quella è la cosa Totalmente importante. molto diversi, sì. Ma ragazzi, avete delle voci pazzesche, Sì, è vero. spaccate di brutto, raga, Bene. davvero. Bravo. Vedi? Davvero. Questo Ed è questo- bello. questo è essere vedi, questo è quello che diceva lei, vedi, era essere sportivi e essere senza invidia. Ma l'ho visto già La in sportività viso, è sai, molto poi un po'. importante, Perché ragazzi, sei molto lontano, se no importante. davo 5. Dopo glielo puoi dare il 5. Sì, dopo, sicuramente. Dopo, più tardi parleremo anche con Pietro Vanessi, che è lì zitto zitto che sta, diciamo, pensando, Io vi lascio e Pietro con Vanessi è lui. Daniele Blando, che è lui, questo sta accanto a me, un bravissimo Daniele Blando attore, sono io. del loro spettacolo, di quello che stanno facendo in questo periodo, perché diciamo la vostra... Non stiamo mai fermi. La vostra venuta qui è principalmente dovuta a questo, per promuovere, Anche per principalmente. promuovere il vostro spettacolo e per godervi Sì. questi ragazzi. Andiamo invece col codice numero 2. Giovanissimo, da dove arrivi? Anch'io da Roma. Che poi lui senti quando parla questa voce che Sì, tu non ma diresti anche che poi quando- esce. anche no? quando ma lui è molto, posso dire, Sì. non vorrei influenzare, a No, parte beh, non si credo perché il influenza, pubblico dai. penso che Poi abbia abbiamo già detto che già- anche i voti che arrivano da casa sono relativi, perché quello giocano tante cose, giocano se hai più conoscenze, con i social magari uno si è mosso meglio, Certo, quello non certo. significa tanti assolutamente parenti. Però i parenti. devo Se dire uno una arriva da cosa. Napoli tipo me, cioè se famiglie Cioè, numerose. ha vinto già. Quindi io volevo dire una cosa. Allora, io ho visto molta internazionalità qua in mezzo. Allora, per esempio, lui è molto il numero 02, perdone, non mi ricordo il tuo nome. Stefano è molto internazionale, non sembra neanche italiano, sia per il pezzo che ha portato, per come l'ha cantato e per quello insomma, che appare. Il primo, per esempio, è molto performer, oltre che ha usato anche dei pezzi molto importanti. Lei, per esempio, è stata molto bella. È la una nuova voce- Celine Dion. Il codice 03, Flavia Renzi. Flavia è stata molto, con un'estensione vocale molto ampia. Lei invece è stata divertentissima, frizzantissima. 04 Mivola, lei è una cantautrice, il brano è tuo, parole e musica, così lo diciamo io perché abbiamo Vabbè, pochissimi anche minuti per questa è farvi una parlare. Tu sua- da dove arrivi? Io vengo da Venosa in Basilicata. Ah, quindi non si vedi già, Paverina si è fatta anche un viaggio per Quindi, arrivare va, qua. complimenti. Viaggio di pomeriggio, io dove c'è la Gio finale lo dico per tutti, poi mi rimproverano, ma me non me ne Viaggio di frega pomeriggio niente. dalla Gio. Invece Pomeriggio. diamo giusto la parola a Flavia un secondo perché siamo proprio addirittura d'arrivo. Non è Da nulla dove dire. arrivi? Frosinone io. Ah, quindi sei insomma, come sei venuto? In macchina o col treno? Macchina. In macchina. Grande, bravissima. Quanto abbiamo 2 minuti? Abbiamo finito? Niente, non abbiamo niente. Mandiamo la pubblicità con loro, ci vediamo nell'ultimo blocco, quindi più tardi, e invece con voi subito dopo la pubblicità con le immigranti.